Ho desiderato che Filippo e Cecilia venissero in Consiglio regionale a raccontare del loro libro che racconta la loro storia coraggiosa di creativi che si sono poi imbattuti ovviamente nelle grandi difficoltà del mondo del lavoro che hanno subito in particolar modo la generazione di chi è nato dagli anni 80 agli anni 90. Sono appunto 2 decadi di cittadini italiani e di cittadini veneti che si interfacciano con una grande precarietà e un'incertezza rispetto a proprio le proprie prospettive in termini pensionistici, in termini di libera professione e di welfare, di assistenza. E per questo motivo è stato molto importante per me leggere le loro esperienze che ritrovo nella mia e in quella di tanti nostri coetanei, con una generazione che è stata abbandonata dalla politica e non ha ancora soluzioni per il futuro, motivo per cui bisogna parlarne, ed è stato molto importante che loro scrivessero nero su bianco di questo grande desiderio di altissima formazione che non soltanto la comunità ha richiesto a queste generazioni, ma noi stessi abbiamo richiesto a noi stessi per la nostra formazione professionale, per avere una prospettiva di vita, di professionalità maggiori, ma nello scontempo appunto tradita poi da una serie di crisi, una serie di modifiche del mercato del lavoro che ci hanno fortemente penalizzati. Quindi oggi portare questo tema per me significa riportare l'attenzione politica alle generazioni dimenticate ancora oggi dai decreti e dai grandi progetti di visioni politiche nazionali e non soltanto. Ciò per cui però mi piaceva in particolar modo la loro esperienza era questa scelta, all'inizio magari non consapevole, di praticare l'agroecologia all'interno della propria azienda agricola, una coltivazione fatta nell'integrazione completa fra agricoltura e tutela ambientale, tutela anche della biodiversità naturale, animale e non soltanto. È stato bello poter leggere la loro esperienza. All'interno del libro ci sono alcuni consigli utili molto interessanti, ma è stato bello leggerlo nella prospettiva anche dell'analisi dell'IPCC delle Nazioni Unite rispetto al beneficio dato già oggi da chi fa agricoltura agroecologica alla lotta al contrasto climatico. Quindi la loro operazione, sebbene sembri piccola, in realtà ha una valenza mondiale. L'ispirazione da dove è scaturita? È scaturita principalmente dalla nostra esperienza, raccoglievamo appunti in un taccuino delle lavorazioni agricole e da lì abbiamo costruito una storia che poi è una storia autobiografica, racconta anche la storia della mia famiglia e di una parte di territorio vicino a Portogruaro che era depresso e con invece l'agricoltura stiamo cercando di riabilitarlo. Il libro è una maledizione, una benedizione della campagna, Maledetta Zappa è il titolo, e l'idea era quella di raccontare appunto la nostra esperienza e di mettere in primo luogo come parola chiave il fatto di guardarsi intorno, di osservare quello che è l'ambiente nel quale viviamo, per cercare di capire se ci sono le risorse, insomma, per metterlo a sistema e anche migliorarlo a livello sia di ambiente sia di collettività. Dal nostro punto di vista noi pensiamo di poter dare la creatività, veniamo da un percorso culturale creativo e abbiamo cercato di portare queste nostre competenze appunto nell'agricoltura. Sì, le idee, ecco, mancano magari le idee nell'agricoltura e magari delle idee sono proprio alla fine a portata di mano e possono essere appunto impiegate anche da molte persone. Ecco. Prima di tutto conoscere bene il terreno. Visto che la nostra azienda appunto si chiama Le Crede e Le Crede è la creta, l'argilla e quindi ogni terreno ha la sua caratteristica, quindi pensare di avere delle risoluzioni grazie a agrofarmaci o comunque chimica invasiva non è così, porta alla maledizione in alcuni casi. Esatto, poi magari si potrebbe pensare al terreno e l'idea è quello di mettere insieme le persone, perché ci sono persone che abitano questi territori e magari non si occupano di agricoltura, ma si può creare una collettività, un gruppo anche con queste persone appunto alla luce dei risultati dei prodotti dell'agricoltura.